Allora, esperimento incredibile. Non ho gli occhiali verdi, gli occhiali arancioni. Buongiorno, buonasera, penso in Italia. Io non credo nemmeno che nessuno di voi sarà tipo iscritto al canale con la, come si dice, la the bell, the fucking la campanellina, insomma. Quindi nessuno saprà in tempo di questa cosa. Però se qualcuno si connette, parliamo di questa storia di James Rodriguez, detto James dagli amici a cui piace. Ah, acchiappa Gianluco, eh? Me lo vedo dopo, mi sto mangiando la pizza mergellina. Fratello mio, la pizza mergellina è una priorità, quindi divertiti, fai il bravo. Quale pizzeria? Fammi sapere. Queste sono poi le cose importanti che uno deve sapere. E tu, che non dirò di che squadra sei, mi devi far sapere se Sarri ti convince o se stai ancora aspettando Guardiola, perché questa poi è la scelta, è la situazione strana. Vabbè, te lo vedrai dopo, insomma, tu non rispondi. Buona pizza, mi raccomando, non esagerare. Fiorenzano, molto bene, molto bene. Mi manca, mi manca. Allora, ci sono tre spettatori che non parlano. Sì, facciamo pubblicità a Fiorenzano, che ce ne fotte. Non so se c'è un Fiorenzano a New York, può essere. Comunque sia, la situazione è James. Qua per esempio nel sottofondo, lì, tutto ombrato. Saluti dalla Francia. Ciao Bruno. Dove in Francia? Cugino Sellini, Marco, tutto a posto. Calamita Sellini, ragazzi, voi non avete idea di quanto forte è mio cugino Marco a pallone. Ma Marco sarebbe la punta centrale che può giocare anche al fianco di Milik, che risolverebbe un po' di problemi al Napoli. La pressione Grenoble. Nice. Va bene Gianluca, poi ne parliamo. Buon appetito. Marco risolverebbe tutti i problemi al Napoli perché la pressione che Marco Sellini riesce a portare ai difensori è qualcosa che aiuta tutta la squadra a salire. Perché poi c'è una nuova regola. La cosa importante, non lo so quanto cambierà in termini tattici, ma avete sentito che c'è una nuova regola dove il rinvio del portiere adesso può darla al difensore e il difensore non deve stare più fuori area? Quindi i due difensori centrali possono stare entrambi all'interno dell'area e ricevere il pallone, o uno e l'altro vicino, e quindi si può uscire palla al piede, evitando il primo pressing senza dover lanciare. Che è interessante. Gaetano, forza Napoli sempre, 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 ma noi quando diciamo sempre, veramente sempre. Insomma, Ames o non Ames, per me, se la cosa non è una notizia alla Mascherano, cioè quelle cose che non ci azzeccano proprio. E a 10 anni fa, Marco, ma secondo me con un poco di allenamento costante, tranquillamente, una buona Serie B non te la leverebbe nessuno. Comunque, questi sono discorsi personali. Per me, se James Rodriguez è un'operazione fattibile, se il decreto legge diventa legge, quella cosa delle tasse, e quindi uno stipendio lordo ti viene a costare quanto uno stipendio netto di Insigne, ragazzi, non c'è da pensarci neanche due volte. Va preso 40 milioni al Real Madrid che è bloccato col mercato, che tiene debiti, roba pazzesca e sicuramente non se lo vuole tenere. Glieli dai 7, 8, non so quanto ne devi dare a lui. E signori, non dico che fai il salto di qualità, ma dai una scossa a tutto il sistema calcio italiano, perché non è paragonabile ai top Messi, Ronaldo, eccetera, eccetera. Però è uno che ha caratura internazionale, è uno che ha fatto partite importanti, ha giocato nei club importanti, è una stella della sua nazionale. E quando sei una stella della tua nazionale, sai, oltretutto una nazionale calda, come la Colombia, sai che puoi essere una stella a Napoli. E quanto ci serve una stella? Tantissimo, perché siamo tutti disamorati, siamo tutti scocciati che solo il secondo posto non lavoriamo per niente.
Salvatore Brancaccio, buonasera. Buonasera a tutti. Insomma, fatemi sapere voi che ne pensate. Per me, io tecnicamente, se c'è una spesa da fare, considero sempre Belotti la prima scelta per me. Che fai più gol, secondo me. Ames ti deve mettere il giocatore in condizione di segnare, secondo me lo può fare. Sempre Belotti prima scelta. Però Alessandro Sellini, abbiamo tutta la famiglia, bellissimo. Baci. Però dicevo, se puoi prendere quello e prendi magari un attaccante come Guagliarella vicino, vendi Insigne, vendi Unas, vendi Younes, vendi Verdi. Forse mi terrei Younes. E stai a posto, secondo me. Sostituto da Callejon e Lozano a Insigne. Ah, tu li volessi. Ma penso che tutti e due sono. È difficile. Tutte e due è difficile. È chiaro che Ames può fare anche la fascia. Io lo vedo bene sotto punta, sinceramente. Al momento attuale, diciamo al posto di Mertens da titolare. Però può stare più pure nei tre. Dipende. Noi non sappiamo se Ancelotti ha un'idea diversa o continuerà con questo 4-4-2 ibrido. Filippo De Paulis, buonasera, frate ma me. Buonasera. Comunque, tutti e due non credo. Io temo che il nome di Ames ci confonda e poi magari arriva Lozano, magari si è fermato solamente il rumor, ma ci stanno ancora lavorando, magari. Comunque Lozano è un ottimo, ottimo calciatore. Ames però rappresenta quel fatto. Abbonamenti aperti, c'è Ames Rodriguez con la maglia del Napoli. Io penso che più gente se li fa. Revoluzionarios, ciao, buonasera. Io non lo so se voi avete visto l'anteprima del video live, non lo so come funziona qua. Ho messo quel puttanone che ha fatto l'invasione di campo nella Champions League. Comunque è proprio bello questo annuncio di lunedì di ADL. Non lo so, non penso che l'abbia fatto. Penso sia notte in Italia e quindi non ha annunciato un cazzo di niente. Vedi, queste sono le cose. Io ho sempre cercato di difenderlo De Laurentiis. Però queste sono le cose che lui pare faccia apposta per farsi odiare. Ah, sei qua per il punto, va benissimo. Sì, vabbè, poi ne parliamo. Queste sono le cose che De Laurentiis fa per farsi odiare. Secondo me le fa apposta. Cioè, non è possibile che tu non hai una sorpresa pronta. Non fare l'annuncio. Perché poi ci dai modo di dire, ui, che fai solo chiacchiere. È così. Credo che la società punti ad un attaccante e James Rodriguez lo vedo più come trequartista. E Alessandro, sì, sicuramente è più un trequartista. Se stiamo cercando attaccante, cioè punta a punta, diciamo caratteristiche alla Icardi, alla Belotti, Immobile, Quagliarella, sì, non è il profilo giusto. Non lo considero proprio Diego Costa perché secondo me è una butade. Però James trequartista, perché no? Perché no, voglio dire. Alla cacà. Si potrebbe anche rispolverare l'albero di Natale se hai James, diciamo Ames e Mertens dietro Milik. Poi bisogna capire la situazione dei centrocampisti a quel punto. Saluti Aris Gioia, saluti dall'Inghilterra. Bene, bene. Vi state collegando, mi fa piacere sta cosa. Il terzino di Lorenzo è forte. Revoluzionarios, per me sì, è quello che più si è distinto in questa annata su quella fascia. Mi ricorda l'acquisto che facemmo con Maggio. Quando Maggio stava alla Sampdoria ed era il terzino più forte che ci stava in circolazione. E allo stesso modo, ehm, non parliamo di roba ipertecnica, però è uno che la fascia te la fa avanti e indietro, ha fisicità, è abituato a lottare, è arrivato medio tardi ai grandi livelli, però è un acquisto che non fa impazzire i tifosi del Napoli, ma che è sicuramente funzionale. Se tu togli Yusai e metti Di Lorenzo, hai migliorato il reparto, indubbiamente, secondo me. Ah, tu lo avevi a Fantacalcio, ancora meglio.
vuol dire che mi sai dire che ha fatto la stagione che ha fatto. Vale, secondo te è vera la notizia di James? Vincenzo Sant'Angelo, io spero che sia vera, ne dubito fortemente, perché una di quelle notizie è uscita fuori anche l'anno scorso. Avendo Ancelotti come allenatore, è chiaro che tutti i giocatori che gli sono passati per sotto, è ritornata pure una notizia di Maria qualche giorno fa, devi sempre valutarla. Ancelotti ha detto chiaramente che i giocatori da 10 milioni non arrivano. Bisogna capire se James è un'operazione che può prendere un'altra forma. Prestito con diritto di riscatto, perché comunque il Real Madrid se ne deve disfare. E un'altra cosa, è Adidas e si sa che il Napoli con Insigne, con Yusai proprio e con altri, con Ospina che è colombiano, insomma tutte queste cose noi dobbiamo cominciare a considerarle. Non basta più, mi piace un calciatore, provo a prenderlo, ci sono altre situazioni. Per esempio, se ti vuoi vendere Insigne, tu devi cercare l'acquirente di Insigne e non ce ne sono tante di squadre che possono spendere il cartellino di Insigne e metterlo al centro di un progetto, non ce ne sono tante. Qua entra in gioco Raiola o Raiola. Avrà Raiola o Raiola qualche squadra con cui ha avuto rapporti che gli deve un favore? Perché Raiola può pure decidere di mandare Insigne da qualche parte, fare la commissione e portare uno dei suoi alla corte del Napoli. Ma se prendete James, chi gli fa posto? E al momento per me gli deve far posto Insigne. Sotto punta o Insigne o Mertens. Al momento, se non cambia niente, Meret, Malquio Di Lorenzo, Koulibaly, Albiol, Gulam, Callecon ancora intoccabile, Fabian Ruiz, Allan, Jelinski, James, Milik al momento. No, perché vale James alla fine un'operazione fattibile. Se vai a vedere il Bayern l'ha preso a 13 milioni in prestito per 2 anni, il riscatto era di 43. Alla fine potrebbe essere un'operazione fattibile. Sì, noi questo dobbiamo sperare. Vale, potrebbero arrivare anche 3 pupilli del Real Madrid, oltre a James, ovvero Ceballos, Marcos Llorente, Teo Hernandez, per un conto di 50 milioni di euro. Rivoluzionario. Mertens io lo adoro e per me è l'ultimo dei leader. Quindi per me sì, però comunque sta in una fase della sua carriera che deve essere discendente, non può andare meglio dell'anno scorso. Che l'anno scorso comunque ha fatto una buona stagione Mertens. Per me merita di confermarsi, merita di vincere tutti i record. L'operazione del Real Madrid è interessante, non conosco nello specifico i tre, ma come non conoscevo Callecon, come non conoscevo bene Albiol, come insomma questa sembra un'operazione alla Benitez dove tu dici gli scarti del Real, e intanto gli scarti del Real nel campionato italiano fanno la differenza e noi ne stiamo ancora avendo giovamento. Quindi è così, o sei fortunato e becchi il nuovo Koulibaly che lo paghi 6 milioni, 10 milioni e poi ti diventa Koulibaly, devi essere fortunato che lo prendi da una società sconosciuta e c'ha in prospettiva quella cosa là, o devi fare operazioni alla Fabian Ruiz, alla Meret, giocatori li hai pagati sui 30 milioni e ti stanno rendendo e il loro valore non lo perdono e va bene. L'Inter con gli scarti del Real ha vinto tutto ed è vero, ed è assolutamente vero. Poi è chiaro, in Italia può fare la differenza, in Europa ti deve andare bene, devi avere la sinergia con l'allenatore giusta, non c'è niente da fare, si devono incastrare tutta una serie di cose per vincere in Europa e qui ritorniamo alla finale dove a me fa piacere per Klopp, perché comunque ha un'idea di gioco e quindi la meritava eccetera eccetera, ma ragazzi, dopo tutta una serie di partite incredibili e di colpi di scena, la finale è stata così e così. Io ho fatto dei video che purtroppo, ecco perché sto andando live, perché io poi faccio dei video, poi li devo editare, devo tornare a casa, il weekend è sempre di lavoro e quindi molto spesso io non riesco a farli e sono indietro. Quando sono pronto col video della Champions League è già uscita un'altra notizia. Però la realtà è questa, che la partita è stata noiosetta. Io l'ho seguita con un tifoso del Liverpool e quindi lui stava tutto nervoso ed eccitato e lo capisco, ma la partita è stata noiosuccia
sbloccata con un fallo di mano che sì, a mano Kabash se ne può discutere, ma voglio dire, l'episodio l'ha sbloccata in questo caso, beh, è un po' triste. E l'unico colpo di scena emozionante è stato il puttanone che si è fatto il giro di campo per la pubblicità. Per il resto, poca roba. Può esistere veramente, secondo te, l'opzione Callejon de Lofeu? Eh, non lo so, per me Callejon si deve fare un altro anno finché non troviamo uno che rende quanto lui, che è una roba difficilissima. La quantità di partite che Callejon ti fa con continuità, poi è chiaro può arrivare non lucido sotto porta, ma per quello che ti garantisce a livello di intelligenza tattica, di corsa, di applicazione, Wagyu, non ce n'è uno come lui. Non è un caso che tutti gli allenatori lo fanno giocare sempre. Ai finali si vincono, non sono sempre per le partite, esattamente, è così. Tra poco al report su Rai 3 parleranno delle mafie nelle curve. Ah, vabbè, io Rai 3 che chiaramente non la prendo, sono anche contento di non averlo preso. Il Liverpool ha speso più di tutti tra portiere e difensore, ci mancherebbe che dopo le annate gloriose del Real non arrivasse almeno in finale. Sì, ma tra l'altro ci arrivò anche l'anno scorso in finale. E il portiere ha fatto la differenza, se ci pensate bene, perché l'anno scorso in finale il portiere del Liverpool era quasi da ufficio inchiesta, mentre questa volta Allison ha tolto parecchie castagnucce dal fuoco e ti senti sicuro e protetto. Metti Allison e il bestione là, come cazzo si chiama, che hanno comprato quell'altra spesa, Record. Perché lui poi, insieme a Koulibaly, perché sarebbe la difesa più forte del mondo? Perché è leader quello del Liverpool. Non mi ricordo il nome, me lo dovete scrivere voi. Quello è il leader, mentre Koulibaly non è il leader. Koulibaly con Albiol diventa inarrestabile, ma non è proprio leader della difesa. Lo deve stare libero mentalmente per fare tutte le cose tecnicamente, fisicamente. Ah. Ramos, Salah, me lo ricordo, me lo ricordo. Van Dijk, esatto, grazie. Vale la pena sostituire Callejon con Lozano, lo conosco molto bene, se quel calcio olandese sarebbe un ottimo sostituto, forse perdiamo in fase difensiva, però miglioriamo in fase offensiva. Ma si deve... Queste operazioni, caro Vincenzo, secondo me vanno fatte, perché il Napoli ha dimostrato quest'anno che nonostante la situazione tattica fosse in divenire, sempre in un esperimento che si stava formando partita dopo partita, noi in porto ci siamo arrivati tante volte. Penso ancora una volta squadra record in Europa per occasioni create. Devi avere poi chi ti butta la palla dentro, perché se fai 30 pali vuol dire che non c'è qualcosa che manca. Può essere la lucidità, può essere la freddezza, può essere che quando all'epoca di Sarri per me era lo spendere troppo avanti e indietro e quindi magari puoi arrivare non lucido al momento decisivo. Ma con Ancelotti ci sono più strappi, si va più diretti, quindi in teoria se tu ce l'hai, se vedi la porta e una su tre la segni, o devono arrivare palle più pulite. E questa poi è la cosa. Antonio Di Lorenzo, attenzione a Dybala a Napoli e Koulibaly a Torino, lo dice Varela stasera. I call it bullshit. Non ci credo proprio, non credo che Dybala venga a retrocedere a Napoli. Se va all'Inter in un ipotetico affare Icardi. Non lo so, vabbè, è facile per far parlare i tifosi sta cosa, perché Koulibaly a Torino dopo la situazione di Sarri sarebbe l'ulteriore smacco che ci fanno. Però sì, De Laurentiis da Koulibaly c'è la rivoluzione a Napoli, Bruno Guitar, hai ragione, però noi ce lo dobbiamo aspettare prima o poi. Sono 2-3 anni che Koulibaly è in potenziale il miglior difensore del mondo. E quindi le offerte e gli interessamenti ci sono sempre stati e prima o poi accadrà, a meno che non siamo di fronte a un nuovo di quelli alla Totti, alla De Rossi che vogliono
sposare la causa Napoli per tutta la vita, ma non credo, perché Koulibaly veramente può aspirare altro che Juve, può aspirare al Real Madrid, al Barcellona, ai top club europei, oltre che alla Juve, quindi Milik potrebbe, come potrebbe reagire al fatto che non c'è ancora piena fiducia? Hai ragione, Vince. Hai ragione assolutamente. Mi dispiace. Per me Milik ha fatto un'ottima stagione. Nonostante facciano rumore i gol non fatti. Ma consideriamo i gol fatti. Il Napoli tra Milik e Mertens ha comunque, e Insigne un poco più giù, ha comunque l'attacco in complessivo più forte del campionato. Perché Icardi ha fallito, Dzeko ha fallito e Ronaldo ha tenuto in piedi da solo la situazione là, come ha tenuto in piedi da solo Zapata e Quagliarella, Piontek. Però come coppie quella Milik Mertens è quella più assortita e che meglio ha fatto fondamentalmente. È un peccato non avere completa fiducia in lui, però io dico che serve, a prescindere da lui, confermare Milik e un altro per alleviargli, capito? Per non dover puntare solo su di lui, per avere una sostituzione che abbia senso. Perché poi, capito, bisogna effettivamente pensare lungo e pensare negativo quando si fa il mercato. Perché può succedere un fatto e ti trovi senza sostituti. La clausola di... Luciano, tu dici addirittura Ames a centrocampo a fianco ad Al. Ames deve stare più vicino alla porta per me. Può fare regia, però regia avanzata, per quanto me lo riguardi. Il Napoli è un top club europeo, 14esimo nel ranking, per un club sei... sì, grazie, grazie, sei grande. Ti ringrazio. Sicuramente siamo entrati nell'elite, siamo tra i 20 club più interessanti. Siamo in seconda fascia, se non mi sbaglio, in Champions. Manolas, 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 Manolas. Allora, il problema di Manolas è che viene da una stagione così e così. Se si crea l'asta, cioè se è la situazione della clausola, qualche club più importante del Napoli se lo prende a 35 milioni, secondo me. Quindi credo che il Napoli non l'abbia proprio guardato. Nonostante se ne parlasse pure l'anno scorso, Manolas era dato all'Inter l'anno scorso, poi era dato in uscita, era dato verso lo Zenit, poi è rimasto. Insomma, è un giocatore che per quanto sia bravo, c'ha sempre qualcosa che non va e i club non si fidano tanto di prenderselo. È strana sta cosa. Secondo me Diego Costa non è fattibile. È già proprio al limite dell'età, in probabile parabola discendente. Sarebbe un acquistone, sarebbe il puntero proprio forte, però ci sono partite in cui non è valso due soldi e quindi rischi di fare una spesa importantissima e non sei sicuro del... Benci! Maronna mia, quanto è bello andare live con YouTube, bello. Tutto a posto. Insomma, ragazzi, la situazione del mercato è questa. Deve entrare deve diventare legge il fatto delle tasse. Se è così, meno alibi, meno scuse. Bisogna poi a quel punto farlo una volta lo sforzetto. Diego Costa non mi convince, Marco, manca a me. Ti ripeto, se ha Belotti, quel tipo di giocatore là, prendi Belotti. Saresti felice nel vedere andare via Insigne, che dopo tutto ha fatto sempre tutto per noi, e se va via con chi lo sostituiresti? Vedi Matteo pure dice Belotti. Non sono felice di andare via Insigne, di vedere andare via Insigne, perché comunque è talento e i giocatori di talento con tecnica io preferisco averli. Detto questo, è stata una stagione in discesa, in calando per Insigne, e non so se si è rotto qualcosa. Non dico tra lui ed Ancelotti, ma tra lui e l'ambiente in generale. Se lui soffre troppo, quei pochi che lo criticano acerrimamente, aspramente, e forse è meglio che cambiamo, che le strade si dividano. Io non è che lo voglio attaccare, ma non è capitano, non è leader.
Mertens sì, per esempio. Tra i due, sempre Mertens, anche se è più anziano. E il problema è Cairo, lo so, che fa pagare i suoi giocatori. Noi abbiamo sempre un Maximovic, pagato, strapagato, che deve rimanere. E chissà, perché devi probabilmente per la situazione di difesa non puoi contare su Kirikes, purtroppo. Qualcuno al posto di Gulam, sì. Ma per me, per esempio, mo si sta parlando di questo Castagne dell'Atalanta, che però è un destro adattato a sinistra. Per me quello sarebbe come caratteristiche, come profilo ottimo, nel senso non fai la spesa come Teo Hernandez che vogliono 30 milioni per lui e lo devi poi far giocare titolare e ti deve andare bene che ritorna ai suoi livelli perché non ha fatto una buona stagione. Teo Hernandez è un po' rischioso per tipo di giocatore che è, talento però discontinuo. E Castagna e Gulam mi sembra un'ottima accoppiata, tranquillamente. Ciao Giuseppe. Gaetano, quello che dici su Koulibaly è esattamente il mio pensiero, nel senso che per me quando io abito a New York, ok? Quando parlo di calcio con gli amici qua che il calcio non lo seguono come noi, sono più tu dici Napoli, Napoli, ok, si ricordano Maradona, ricordano un po' Cavani e poi poco altro. Perché? Perché poco altro. Ad oggi, io non avendo nemmeno più Amsic, che non ho più il pupazzetto, chi è che rappresenta il Napoli? Cioè, quei giocatori che tu dici, ok, la Juve ha Ronaldo in questo momento, aveva Dybala, che comunque era famoso, lo propone. Il Napoli al momento ha Koulibaly, che però è un giocatore che, essendo un difensore, non fa gol, quindi devi amare il calcio e devi vederti le partite per capire quanto sia importante. Devi seguire il personaggio per amare anche l'uomo che è una persona straordinaria, umile, che fa sempre, gioca o non gioca, fa sempre il tweet per la squadra. Insomma, sono una serie di cose, devi veramente amare la situazione. Però, è lo stesso dicasi per Mertens. Mertens è il leader in campo, Mertens è il leader fuori dal campo. E Mertens è l'ultimo, perché lo chiamiamo Ciro, perché ci siamo affezionati, è l'ultimo rimasto. Per il resto sono tutti giocatori che vanno e vengono. Ci interessiamo poco e hanno fatto poca breccia nel cuore dei tifosi perché è così. Perché sai che da un momento all'altro se ne vanno. La Juventus sempre in mezzo al cazzo. Dopo Trippier, ora pure Ames Rodriguez. Ah sì? E vabbè. Ma Trippier oramai è andato perché prendendo Di Lorenzo, se non cacci pure Malquit, non credo proprio. Più che un giocatore come Ames, che ovviamente costa tanto, preferirei più volentieri un difensore alto che potrebbe essere uno come Manolas, soprattutto. Sì, però dipende. Esatto, Marco. Calidou puoi prendere 150 milioni. Chi prendi qualcosa di inferiore, chiaramente, e ne devi prendere due. E non sono convinto che. Cioè, piangi quando vendi Koulibaly, piangi due volte. Quando vendi Koulibaly e quando vedi il sostituto e lo farai e fai il paragone, perché è inevitabile fare il paragone. Questo è. Quindi questo è. Bisogna. In difesa sì, Manolas, però non è la priorità, secondo me. Non è la priorità. Serve uno che fa gol o che fa fare gol proprio alla grande. Quindi, ripeto, priorità Belotti. Se non è lui, uno simile. Se si potesse arrivare a Ames, forget about Belotti, prendi Ames e fai smuovere tutto l'ambiente. Tutti i colombiani sparsi nel mondo si comprano la maglietta del Napoli. Voglio. A New York è così. I colombiani che stanno a New York si comprano le magliette originali. E la maglietta di James Rodriguez ce l'hanno tutti. E hanno pure la maglietta di Ospina, probabilmente. Però con l'Arsenal. Non lo so se hanno comprato la maglietta di Ospina del Napoli, però queste sono operazioni che ti fanno crescere a livello internazionale. Proprio al di là del campo, ti fanno crescere proprio. Mi è successo una cosa, voi dovete sapere questa cosa. Io chiaramente ho l'adesivo del Napoli bello grande dietro alla macchina. Stavo in tangenziale, qua la chiamo tangenziale, sull'highway. Mi si affianca uno che mi supera e mi mostra il cellulare con lo stemma della Juventus.
e mi provoca. E io ho detto, sto andando a lavorare, sono in ritardo, non mi posso prendere la questione. Ma non è che vuoi prendere... Però voglio dire, mi sarei voluto affiancare per dire di dove sei, perché tifi per la Juve. Quindi il Napoli improvvisamente, non improvvisamente, dopo questo percorso è riconosciuto attualmente come l'unica alternativa alla Juventus in questi anni. Adesso tornerà l'Inter, bisogna farlo subito prima che sia troppo tardi. Rimanere in quelle posizioni là, non dico batterli, ma rimanere a quei livelli, bisogna spendere, bisogna fare delle operazioni importanti e farle presto, perché il Napoli se non le fa presto poi arrivi tardi, si fa l'asta e succedono le cose tipo Politano e cose brutte, anche Soriano, eccetera, eccetera. La Juve fa terrorismo calcistico, vuole indebolire le altre squadre. Vabbè, è chiaro, e questo si è visto nello stile Bayern, nello stile Real Barcellona. Quello è io quello che vedo è che hanno poche idee. La stessa scelta di Sarri per la Juve mi sa più di una cosa a dire, mo facciamo proprio un cambiamento epocale, non potendo arrivare a Guardiola, pigliamo quello più vicino a Guardiola e quindi come idea. Però per il resto non vedo una scelta coraggiosa, eccetera, eccetera. È quasi una reazione a quello che poi ha rappresentato Allegri negli ultimi anni. Cioè, vinco in Italia, ci arrivo vicino in Europa, ma comunque. Quindi questo fatto comunque di utilizzare il potere economico per indebolire gli altri e rinforzarsi non ci vuole assai per farlo, se hai le possibilità. Questa è la cosa. Ma non lascia accanto a K2. Poi Ames, Rodriguez e Lozano in avanti. Fornal sarebbe un graditissimo acquisto e onestamente Di Lorenzo a me piace. Magari un Grimaldo come terzina, a me i coglions. Vincenzo, tanta roba come dicono i giornalisti. Ma non credo si possano fare tutte queste cose qua. Sarri è una scelta coraggiosissima. Revoluzionarios non lo so. È una scelta strana. Coraggiosa non lo so. Perché al primo anno Sarri tu devi quando prendi Sarri ammetti che il primo anno può non succedere niente. Potresti steccare il campionato, potresti steccare le coppe. E credo che i tifosi della Juve, me lo dovresti dire tu, sono disposti ad aspettare un anno. Sbaglio? Visto che avete vinto comunque per 8 anni consecutivi, eccetera, eccetera. Secondo me siete disposti ad aspettare un anno senza vincere niente, pur di cominciare a vedere un po' di bel gioco e fare un cosiddetto repulisti di tutto il sistema calcistico che tenete. Lo so che fino a gennaio faremo molta difficoltà, ecco. Vabbè la tuta, amico mio, e queste sono cacate, lo sai. Ci potrebbe essere lo scambio Grimaldo Guerrero Rui? Sì, lo farei domani mattina, chiaro. Mario Rui per me rappresenta uno che ci crede, che lotta, che però è tanto sfortunato. È tanto sfortunato Mario Rui. Che ne pensi di affiancare Giroud a Milik? Forse un po' troppo simile, ma comunque Giroud porta esperienza per pareri su Morata. Allora, a me Giroud non piace, le volte che l'ho visto so sembrare strano, per me è un chiovo. Però ha risolto la finale, fondamentalmente l'ha risolta lui. Si potrebbero integrare lui e Milik tranquillamente, non credo che sia alla portata del Napoli. Morata è interessante per i suoi trascorsi juventini, ma anche lì credo molto sopravvalutato Morata. Non impazzisco. Non impazzisco. Obiettivo ex tra Higuain, Koulibaly, Quagliarella, Sarri, James Rodriguez. Sì, vabbè, ma ragazzi, quando arrivano le notizie, secondo me noi dobbiamo pensare una cosa. Noi tifosi del Napoli ci arriva la notizia di James Rodriguez così. Sono convinto
che i tifosi dell'Atletico Madrid hanno ricevuto la stessa notizia di James Rodriguez come possibilità nel momento in cui se ne va Griezmann, perché ci sono dei giocatori che fanno mercato, visto che hanno loro o avuto una stagione non positiva o sono sul mercato eccetera eccetera. Ci sono una decina di giocatori che vengono accostati credo a tutte le squadre, quindi a noi sembra che James Rodriguez sia adesso cercato dalla Juve perché l'abbiamo voluto noi e adesso loro ci rompono il cazzo, ma può essere pure che la Juve si era mossa prima di noi, o può essere anche che non si è mosso proprio nessuno e che per farci parlare di questa cosa qua, di questa comparazione Napoli-Juve, né De Laurentiis né Parati ci stanno cagando a James Rodriguez e noi invece ne parliamo. Pensa un poco come, secondo me è da pensarci. Giroud è un Belotti francese. Ma non lo so, io però conosco Belotti nella continuità e ho visto più partite di Belotti e so che Belotti non si ferma mai. Cioè la squadra sta perdendo 4-0, lui rincorre gli avversari e va signa e come carattere, come voglia, come impegno, Belotti secondo me non è secondo a nessuno. E poi c'ha comunque i colpi del centravanti che mi piace assai. Lorenzo non è ossessione, sono metodologie di mercato, ok. Quando Higuain... Ah sì, mi ricordo sta storia di Higuain all'Arsenal, sì sì sì. Vedi, poi alla fine guarda come le cose si incastrano, cioè Giroud poi diventa il protagonista della finale del Chelsea con Higuain in panchina. E poi la bellezza del calcio, noi perché continuiamo a vedere, perché ci sono storie così, ci sono storie incredibili che non... Ma per esempio se si arriva alla Juve si parla di Usai alla Juve, ma vi sembra una cosa, chiedo sempre a te, rivoluzionario, ti sembra una cosa fattibile che Usai viene a fare la panchina di Cancelo? Credo che Sarri, nonostante sia innamorato di Usai, giochi Cancelo. E tieni magari tieni quello più bloccato, ma magari non dico Chiellini, perché se giochi con Cancelo Alexandro è difficile bloccarne uno. Però non lo so se avete De Sciglio, ecco, De Sciglio a sinistra più bloccato e vi ho risolto anche la situazione della difesa. Ah, tu dici che Cancelo è in uscita? Vabbè, allora sì. Riconfermeresti Meret anche quest'anno? Assolutamente sì, Vincenzo. Meret è il futuro e il presente. Sono contentissimo di quello che hanno fatto sia Ospina che Carnesis. Non ho mai visto tre portieri alternarsi senza soffrire. Merito loro e merito di Ancelotti, ma Meret ha fatto proprio un primo anno. Per me è lui il top, l'ho detto in un altro video, il top del campionato del Napoli è lui. Un acquisto incredibile. E mi rifaccio le parole di Reina che ci ha chiamato ipocriti se non accettiamo Sarri alla Juve. Va bene, va bene. Ci ricorderemo anche di questo, Antonio Buonocore. De Sciglio neanche cani. Lo so, ma quello c'avete. Questo è. Jorginho, ecco per esempio, perché Sarri adesso sembra molto più vicino alla Juve di quanto non lo è stato negli ultimi. Perché Jorginho fa la dichiarazione dove dice: li capisco i tifosi del Napoli, se succede questa cosa viene vista come un tradimento. Uno che gioca che è molto vicino a Sarri, no? Poteva anche rispondere: non è successo niente, Sarri è l'allenatore del Chelsea, cioè un minimo di smentite. Invece c'è più che una trattativa. Reina è entrato nella lista nera. Sai che cos'è, Revoluzionarios? La questione è una ed è molto semplice. Noi accettiamo, cioè io, non dico noi, devo smetterla di dire noi perché ognuno la pensa in un modo. Io accetto Lavezzi che se ne va, esplode a Napoli, va a farsi la sua carriera al Paris Saint-Germain. Accetto Cavani, va e comunque due giocatori che ci hanno fatto sognare, ma molto più di Higuain. Due giocatori, per me, io ho sofferto più per Lavezzi che per Cavani addirittura, nonostante Lavezzi si mangiava 5 con la partita. Lavezzi rappresentava il calcio, la gioia di vivere del calcio, perché improvvisamente
era una non è Maradona, ma le finte, l'aggressività, la velocità, l'esplosività, quello che ha rappresentato Lavezzi per noi è difficile da riprodurre. Higuain, benissimo, la punta centrale di un progetto incredibile con Sarri, meglio che con Benitez, va in vacanza e dice non vi preoccupate, poi fa le visite mediche di nascosto e paga la clausola per andare alla Juventus, perché la clausola voi sapete che è il giocatore che formalmente la paga, si libera e poi la Juventus lo prende a parametro zero fondamentalmente. Questa cosa non è accettabile perché noi stavamo là. Siamo sempre stati là e in questo periodo è proprio con la Juve che tu te la stai vedendo, tu vai proprio loca. Quelli là che tu ti sei sbattuto, ti sei fatto espellere a Udine perché stavi per farcela e comunque poi 3 giornate di squalifiche e mi ha dato troppo l'impressione che vabbè, ti sei scocciato di lottare contro tutto e tutti e te ne vai tranquillamente a essere uno dei tanti e vinci facile. Così è successo e l'impatto in campionato Higuain l'ha avuto perché ha segnato con noi, ha segnato poi con l'Inter la famosa partita di Orsato, quindi a livello di impatto nel campionato italiano Higuain ha avuto la sua ragione di esistere nella Juventus. Poi in Europa no, è chiaro. Ma poi il karma, che succede? Che tu hai vinto un paio di scudetti, dopodiché la tua carriera è finita. Mentre se rimanevi al Napoli, se andavi in un'altra squadra, va bene, il napoletano avrebbe accettato come ha accettato Lavezzi e Cavani e Hamsik, avrebbe detto vai con Dio, noi cerchiamo un'altra soluzione perché si deve andare avanti. Ma non accettiamo la Juve. Sì. Ragazzi, la stessa storia è Sarri, che tu fai il giro largo passando per Londra, va benissimo, ma tu non puoi in conferenza stampa dire non ci hanno dato il rigore perché non abbiamo la maglia a righe, il sistema, il palazzo, tutto quello che hai detto ci ha fatto per un attimo pensare cazzo, ma questo è uno di noi veramente, nel senso che non fa il tipo che dice sai le dichiarazioni di facciata, comunque non accuso niente, l'arbitro ha fatto, quello ha parlato di sistema tranquillamente, ha fatto un discorso da tifoso che va oltre le logiche della comunicazione della cosa, si toccava le palle. La tuta è una stronzata, ma è il fatto di a fine primo tempo se era a fumare sigarette, ha rappresentato talmente una roba diversa per noi che poi si è creato un movimento sociale. Il movimento sociale, sarrismo gioia di rivoluzione, il fronte del soviet sarrista, i soviet sarrista, si è cominciato a legare il personaggio Sarri a una rivoluzione culturale, a una rivalsa sociale. Benissimo, non è nemmeno merito suo, è merito nostro che avevamo bisogno di una figura del genere che incanalasse le nostre energie, le nostre frustrazioni e rappresentasse una rivalsa. Signori, questo personaggio qua non può lasciare la porta aperta alla Juventus, questo è tutto, e verrà odiato al massimo possibile dai napoletani proprio per l'amore che gli abbiamo saputo dare e per quello che ha rappresentato. Non è un allenatore che va ad allenare la rivale, rappresenta un cambiamento che è arrivato a tanto dalla vittoria e che nonostante la non vittoria noi continuiamo a fare il tifo per lui, lo amiamo eccetera eccetera. Questo è tutto, questa è la situazione, quindi che lui vada là, sì, sarà uno sfizio vedere gli scontri diretti, sarà uno sfizio magari se uno lotta fino alla fine, Uoverega battimmo proprio a Sarri, ma questo discorso qua l'abbiamo fatto pure con Higuain. Vuoi vedere che sfizio se il Napoli batte la Juve proprio quando si sono presi Higuain? Non li abbiamo battuti. Vuoi vedere che sfizio se li battiamo proprio quando si sono presi Ronaldo? Non li abbiamo battuti. Vuoi vedere che sfizio se il Napoli li batte proprio quando si sono presi Sarri? Non li batteremo perché non è nelle nostre corde fare un campionato di queste cose. Però tu Sarri, alla Juve non cambia niente. Prendevano Sarri, prendevano Giampaolo, prendevano De Zerbi, prendevano Pochettino, prendevano Guardiola. Comunque dovevano fare un cambio di rotta. Non potevano continuare con Simone Inzaghi come io credevo.
perché devono fare un repulisti proprio generale. A loro non cambia molto, a noi cambia che ci hanno ucciso un personaggio e Sarri ci è cascato perché invece di dire no, io vado devo parlare con il Chelsea, vado dappertutto tranne che lì perché lì rappresenta il male. L'ho sempre detto e lo confermo, sono proprio dei principi che non... Noi questo volevamo, una roba alla Maradona, non vado là perché li odio. Ma così non è stato. Dobbiamo farcene una ragione e nel momento in cui te ne fai una ragione, per un anno soffri a vederlo, poi ti abitui come ti sei abituato con Higuain, il mondo va avanti e ti devi prendere le tue soddisfazioni cercandole altrove. Per questo devi prendere James Rodriguez, per questo serve un nome. Io non voglio il nome per vincere gli scudetti e le partite, perché il nome a volte ti va bene, a volte ti va male. Vedi Nangolan, vedi Pastore. Serve un nome per darci un attimo, come è stato Ancelotti, per darci un attimo quella cosa a dire per cosa ci batte il cuore quest'anno? Ecco tutto, perché la voglia di competere è stata uccisa diversi anni fa. Siamo arrivati troppo in alto per quelle che sono le nostre possibilità ed ecco che i tifosi del Napoli non sanno più cosa fare, se essere contenti per un secondo posto sempre insperato o essere delusi che non si può. Questo è. Nel frattempo ho parlato troppo e quindi voi avete scritto un sacco di cose, fatemi leggere. Non si può andare avanti con questa ipocrisia, il calcio è sempre stato così, quello di Sarri non è il primo caso, di Maradona ce n'è uno solo. Aldo, esattamente quello che ho detto io, questo è il mio punto di vista. Noi volevamo che Sarri fosse un Che Guevara come lo era Maradona, teneva un tatuaggio Che Guevara. Sarri, come ha detto un amico, Beggi Venga, è un altro comunista con la Ferrari. Ha detto delle cose e farà l'opposto. Questo è. Cosa ha postato Cavani su Instagram? Si tratta del suo gol a pallonetta a Muslera. No, ragazzi, non sognate Cavani. È troppo tardi. Lo sogno. La Juve è più facile che va alla Juve. Sentite come ve lo dico, così concludiamo il quadro della disperazione con Sarri e Cavani alla Juve. E lì il calcio è sempre stato così, Aldo, è così, non c'è niente da fare. Io vado per il Gallo, anche io voglio Belotti. Lo vorrei tanto. Lo vorrei tanto. Fabrizio Lupo, Higuain, Sarri, quello che conta è la maglia, sono andati sotto a chi tocca. D'accordissimo. Chiaramente devo dire la mia perché che devo dire la mia però. TVB Gaetano. Vale, non è giusto poi che Sarri vada alla Juve anche poiché viene trattato da sconosciuto da tifosi juventini e questo mi farebbe male al cuore. Amico mio, dove vai? Là, cioè, insomma, chi va per questi mar, questo significa. Nel senso, Higuain a Napoli era un dio a tutti gli effetti e nessuno si sarebbe mai sognato di contestarlo. Vai alla Juve, diventi uno dei vari campioni che ci stanno. Vai al Chelsea, ti fai tutta la finale in panchina. Nessuno fa la sommossa. Se Sarri va alla Juve si deve tenere i tifosi che vogliono la vittoria a tutti i costi, non importa se fa il catenaccio. Non so quanto avrà fiducia illimitata e l'ha visto già col Chelsea che ha fatto un'ottima stagione e comunque alcuni non sono contenti. Quando Sarri disse io la Juve da querela, ipocrisia totale. Sì, è così. Oltre ai terzini dove interverresti a livello di giocatori, serve sicuramente... Vabbè, bisogna sfoltire prima di tutto. Perché a noi torna inglese, torna Vinicius addirittura. Quindi gli attaccanti, prima di parlare di attaccanti in teoria dovremmo sistemare un attimo la situazione. Devi vendere inglese Vinicius, un as Verdi, a meno che, però insomma devi vendere almeno già questi 4 se ne vuoi prendere uno. Serve un centrocampista proprio a livello numerico. Si parla di Veretù, quindi arriverà qualcun altro perché quello che si parla non arriva mai. E poi ripeto,
Mi piacerebbe il nome che infiamma la piazza. Fattibile, è chiaro che non voglia a Benzema. Però Ames è fattibile. Per una serie di motivi, Ames è fattibile. Ti piacerebbe Quagliarella al Napoli? Cosa ne pensi? Quagliarella al Napoli, se con Ames, sì. Se punti solo su Quagliarella, secondo me non basta. Però Quagliarella a Napoli sì, è un giocatore che sicuramente non potrà fare una stagione come l'ha fatta nella Sampdoria perché lì è centrale, però è uno che viene a chiudere la carriera al Napoli, si riconcilia con la città visto che sappiamo il motivo perché se n'è andato ed è ben lontano dai motivi che hanno portato le altre cessioni alla Juventus. C'è già l'accordo per Veretù? Vabbè, vedremo. Veretù per esempio ha dato... Sembra che sia fatta anche perché lui ha dato le dichiarazioni d'amore preventive, che ama Napoli, non vede lui, è ossessionato dalla città e queste cose noi si sa che le apprezziamo tantissimo. Non ne esoneriamo allenatori se non passano i 5 anni. E rivoluzionario sì e no, perché se non mi sbaglio Ancelotti fu cacciato molto prima, no? Noi diciamo che partiamo da zero perché Ancelotti ha già fatto l'anno di rodaggio, invece le altre no. Però ho dei dubbi, sono appena così a dove arriveremo. Vincenzo, ce la giochiamo sempre per il secondo e il terzo posto, secondo me. L'Inter darà una botta al campionato incredibile, ma credo che la darà anche alla Juve. Nel senso che saranno più competitivi su tutti i campi, il che dovrebbe creare un pochino più di movimento in generale in classifica. Veretù è buono, non vi aspettate roba incredibile, però è buono, cioè fa le due fasi, va bene proprio. Se viene salutate Allan, no, vedi, se poi succede questo, scendi. Mentre il cambio di Lorenzo Yusai sali, Veretù Allan scendi e Veretù poi devi sperare che abbia un impatto alla Allan negli anni successivi. A queste cifre, Luciano, si dovrebbe fare, cioè proprio senza dubbio proprio. Però io penso che ne guadagni di più, eh. Il dopo Ancelotti sarà Andreazzoli perché rispecchia molto Sarri. Ma io non ci voglio proprio pensare al dopo Ancelotti, voglio vedere un attimo, almeno un paio d'anni di Ancelotti. Ancora, per vedere i frutti di questa cosa e sfruttare il suo nome anche a livello mediatico per comprare, perché se Ancelotti alza il telefono è diverso da quando lo alza Andrea Azzoli. Andrea Azzoli fa giocare benissimo le sue squadre, come De Zerbi, come Giampaolo, e però Andrea Azzoli, ciao, James, vuoi venire a Napoli? Chi sei, scusa? Háblame, non te entiendo. Ciao, sono Ancelotti. Oh, mister, come stai? È diverso, voglio. Questo è. Per sostituire l'ala ci vogliono solo Casemiro o Kanté. Vedi, questa è un'ottima considerazione perché se esiste un giocatore che può sostituire Allan da subito, se lo prendi direttamente il Paris Saint-Germain. Questa poi è se esiste, se lo prendi direttamente il Paris Saint-Germain. Se il Napoli può aspettare che Veretù fa quel momento di percorso per arrivare ai suoi livelli nel Napoli, allora uno può aspettare. Altrimenti il Paris Saint-Germain si prendeva direttamente Veretù e lo inseriva nella cosa. A certe squadre servono i giocatori subito pronti. Al Paris Saint-Germain Allan serviva a gennaio probabilmente, subito pronto e con la voglia di spaccare le caviglie. Altre squadre possono aspettare. Come l'Atalanta poteva aspettare Ilicic. Per esempio è sparito il nome di Ilicic, si è parlato che era già fatto per il Napoli. Già non se ne parla più. Che fine ha fatto? Di Lorenzo lo vedi bene? Sì, lo vedo molto bene. Alternarsi con Malquit anche 50 e 50 a livello di stagione. Secondo te Fabio Ruiz è meglio esterno o centrale? Questa è una bellissima domanda. Bellissima domanda, Luciano, e non ce l'ho la risposta. Non ce l'ho. Eh, per la sua tecnica di base e per il controllo orientato che ha,
lo vedo bene a centrocampo perché ti fa guadagnare un tempo di gioco. Cioè, gli dai la palla a lui, la copre bene e intorno a lui si possono muovere. Però chiaramente non gli devi dare compiti di ricopertura, lo devi fare, lo devi supportare con Allan almeno. Pure secondo me, come Pasquale dice, da mezzala fa un po' quello e un po' quello perché può arrivare al tiro più facilmente e può impostare. Quindi nel 4-3-3 ideale. Però mi va bene pure che si crei un cambio continuo tra Zielinski e... perché Zielinski anche da centrale può fare ottime cose. Entrambi, Fabian Ruiz e Zielinski, hanno dato probabilmente il meglio da esterni. Qualche giro di basso. Va bene, rivoluzionario, faremo un mix di cose nel canale. Rodrigo, sì, vabbè, quelli giocatori poi di certe caratteristiche li vogliono tutti, e quando li vogliono tutti per noi diventano difficili. Questo è l'anno di Zielinski, sono 2 anni che lo diciamo, Vincenzo. Spero che sia proprio l'anno buono e spero che Ancelotti gli riesca a sbloccarlo mentalmente perché voglio... ha tutto per essere un top player. Zielinski alla Juve con Sarri. Questa poi è l'idea rivoluzionaria. Lì diventerebbe il nuovo Nedved. Ci scommettiamo se la cosa succede. Lì improvvisamente ha l'esplosione. Mentre col Napoli ancora non può prendersi la squadra in mano. Questa è. Però Wagyu, siamo a un'ora di live. Io vi ringrazio, siete belli. Mi piace fare sto fatto live. È un altro figlio di ma per questo, capisci quello che dico? Se va là, in una società dove tu entri la porta e dici qua si deve vincere, qua ti devi allenare in un certo modo, qua se non fai così fai la panchina per la vita. Aniello, benvenuto. Per esempio, cioè, se tu prendi De Paul, allora io posso capire che tu vai sull'attaccante e puoi spendere anche 6 milioni di ingaggi. Esatto, se prendi Ames può darsi, la butto lì, se fai il grande investimento su Ames Rodriguez può darsi che come alternativa alla prima punta Milik ti tieni inglese, per dire, insomma. Ma malissimo. Capisco il ragionamento che fa Paolo De Genio, ma malissimo. Per il tifoso medio ti tieni inglese e viene visto malissimo. Però ha senso. Mi pare che il telespettatore poi insiste e dice ti pigli Quagliarella e ti vendi inglese. E lì, ideale. Però nei ragionamenti noi teniamo pure a inglese che deve tornare. E già me lo sento a DL a dire inglese è un grande attaccante. Come sempre sto facendo. Sì. Questo però poi può darsi che... esatto. Che magari ti costa meno. Sì, questo è qui. Diciamo che in questo momento, come dicevo oggi durante Radio Call, dire che il Napoli non ha l'alternativa a Milik è sbagliato, nel senso che bisogna capire se Inglese è sicuro che va via e a quel punto allora io dirò che manca l'alternativa a Milik, altrimenti se resta Inglese il mio e il giudizio di tutti potrà essere se l'alternativa a Milik ha la qualità necessaria per giocare nel Napoli, ma diciamo da un punto di vista delle caratteristiche ci sarebbe, quindi il discorso si sposterebbe da un fatto... Questa è una cosa che voglio fare sul canale. Mo per esempio con Paolo ho difficoltà perché di solito dice tutte cose logiche. Però ci sono alcune trasmissioni, ragazzi, che io vi giuro, se avessi l'opportunità di telefonare al momento e dire stai dicendo una strunzata, sto giocatore non l'hai mai visto giocare, oppure questa è una cagata che non è fattibile, io vorrei rispondere e non posso, chiaramente. Però se lo faccio poi anche in differita, i vari Walter De Maggio, che nonostante sia sulla radio ufficiale dice tutte cagate, proprio il peggior giornalista possibile. Dici secondo te la tua formazione del Napoli del futuro con qualche acquisto che faresti sempre rimanendo tra sogno e realtà? Luciano, allora confermiamo Meret, con questo poi chiudiamo perché mi sta venendo sete. Confermiamo Meret, ok? Di Lorenzo è preso, quindi non possiamo sognare sulla destra. Mettiamo Di Lorenzo o Malquit. Mettiamo Di Lorenzo, c'ha più fisicità. Albiolo Koulibaly.
Albiol al massimo della sua forma fisica, se no fattibile mano panchina. Centrocampo, la vogliamo fare all'albero di Natale? Allora, Fabian Ruiz, questa sto facendo proprio squilibrata. Allan Zielinski, è squilibrato, lo so, calmatevi. I due dietro la punta, Ames e Mertens, Milik. Questo è perché non voglio Belotti. Però immaginate se l'albero di Natale si struttura così. Si struttura. No, si struttura. Milik o Belotti. Mertens, Ames. Sostituti possono essere Younes, può essere Callecon, può essere anche Verdi, che cazzo ne so. Stiamo facendo degli acquisti incredibili. A centrocampo Allan, Fabian Ruiz, Zielinski. Servono dei sostituti. Prendi un Veretout, non dico un De Paul, un Fornals, lo metti per rimpolpare il centrocampo a 3. Non serve per forza che sia il regista, perché c'hai i 2 trequartisti, però chiaro, il regista servirebbe. E in difesa quello che hai fatto. Va bene anche Castagne come sostituto di Gulam. Gulam tornerà in forma, ci credo. Koulibaly, anche Tonelli, se mi date quelli là davanti, voglio anche, va bene anche Tonelli. Confermatemi Karnesis, va bene? Con questo, ragazzi, io vi bacio e ci vediamo alla prossima. Dovevo fare altri video per altri milioni di canali, però sto fatto live secondo me è interessante. Chiesa al Napoli, la mia risposta è magari. Ma a Chiesa è più facile che vada o alla Juve o al Bayern di Monaco, secondo me, proprio. Però vogliono confermarlo per un altro anno, non lo so. Comunque costa una barca di soldi. Un bacione, ciao Benci, bacio.